Il referendum sulla prostituzione sbarca sulle reti nazionali. L'alfiere ancora una volta il sindaco Giovanni Azzolini, che dalla piazza del municipio di Mogliano Veneto è intervenuto alla vita in diretta su Rai 1, un collegamento per spiegare in tutta Italia la necessità di riaprire le case di tolleranza. A fianco del primo cittadino un esercito di residenti e rappresentanti dei comitati che hanno deciso di sostenere la campagna di Azzolini. Siamo tutti con lui per questa cosa, è una cosa giustissima da fare questa. Bisognava farla ancora molto prima. Siamo in molti che pensiamo quello che pensa il sindaco, cioè togliere queste signorine in mezzo alla strada e finalmente fare un po' di pulizia anche per loro stesse. Siamo in tanti qua che vogliamo andare avanti con questa campagna. 20 minuti di diretta, sullo sfondo il banchetto per la raccolta delle firme, un collegamento per far arrivare la voce del comitato anche al centro e al sud Italia. Siamo partiti da delle realtà locali e regionali e finalmente riusciamo ad aprire il referendum alla nazione intera, appunto per provare a fare in modo di collaborare uniti per risolvere il grande problema che affligge tutta l'Italia al momento. Ci vuole perché è di interesse nazionale, ripeto, portare via questo tipo di problema che sussiste. E durante la diretta non sono mancati i battibecchi. Non sono d'accordo con la Bivetti che fa discorsi da salotto, non è così. Noi chiediamo di abrogare parte della legge, non certo il reato di sfruttamento che rimane. Chi sfrutta va in galera. Oltre 150.000 le firme raccolte dal primo cittadino in tutta la penisola, grazie anche all'aiuto dei suoi sostenitori. Bravo. Grazie a voi. Abbiamo fatto un po' di caldo, però insomma dai. Adesso Mi sento avere il popolo con me perché mi sento un popolo che è esasperato e che vuole finalmente prendere il toro per le corna e risolvere un problema che ormai ha più di 50 anni.